Non c'è pace per la rete viaria della provincia. Questa volta a fare le spese del maltempo è stata la strada provinciale 251 in territorio di Soffranco, frazione di Longarone, con dei massi che hanno ostruito la principale via di accesso alla Val di Zoldo. Disagi purtroppo per chi percorre questa strada che collega la parte della provincia con la Val di Zoldo e che ha costretto per diverse ore a chi voleva raggiungere questa località attraverso Cibiana oppure la parte agordina. Devo dire che è un tema che purtroppo sta colpendo la nostra provincia durante quest'estate estremamente piovosa. Questa volta è toccato a noi qui in questo tratto di strada, il masso era veramente di grandi dimensioni, fortunatamente non ci sono stati danni per chi passava in quel momento e questo è bene. L'emergenza era scattata ieri sera, grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini. Veneto Strade è subito intervenuta e la via è stata chiusa al traffico per essere aperta poi solo nel pomeriggio, lasciando la corsia adiacente alla montagna a fare da contenimento in caso di ulteriori cadute in quello che era rimasto uno dei pochi tratti della 251 a non essere imbrigliato con reti di protezione. La 251 è una strada che negli anni ha avuto diversi problemi, abbiamo investito diversi milioni di euro per metterla in sicurezza in gran parte dei suoi tratti, è una di quelle strade sulle quali dovremo fare degli investimenti importanti ed è quello che auspico, diciamo, post Olimpiadi. Abbiamo sempre detto che le Olimpiadi hanno sistemato la viabilità nella parte alta della provincia, però adesso gli interventi sulla 251, sulla 203 a Gordina e il collegamento con la pedemontana diventano urgenti altrettanto e mi auguro veramente che riusciamo insieme a trovare le risorse economiche per questi interventi.